come è cambiata la sua professione negli ultimi anni e come cambierà nei prossimi anni, tenendo conto anche della rivoluzione digitale in atto e se i robot sostituiranno completamente la sua figura professionale. Diciamo forse soprattutto le professioni intellettuali sarà un po', magari saremo gli ultimi o tra gli ultimi a essere cambiati, perché dovendo chiaramente applicare il diritto, la logica e un sacco di informazioni insieme e fare dei ragionamenti complessi, forse non è semplicissimo insomma essere sostituiti dai notai. È cambiata sensibilmente. Prima da spettatrice ho visto come lavoravano mio nonno, come lavora mio papà e come adesso si lavora, e sta cambiando molto, e per quanto mi riguarda in meglio, in quanto permette di liberare risorse per poterle far defluire in una maggior consulenza al cliente. E secondo me la professione è stata letteralmente stravolta, perché una volta veniva premiata la professionalità. Sfortunatamente adesso viene premiato il prezzo basso, sia in fase di prestazione professionale nella parte di progettazione, ma anche di realizzazione dell'opera. E questo, a quanto mi hanno detto, è cambiato nel 2006, quando hanno eliminato i minimi tariffari, senza però promulgare un regolamento. Sommiamo a questo la crisi e capiamo insomma come sono andate le cose. E come cambierà la nostra professione cambierà ancora, noi dovremo dare una risposta sempre più veloce e dobbiamo assolutamente stare al passo con i tempi. I robot non potranno sostituire il nostro lavoro di consulenti, in quanto parliamo di un lavoro di servizio e non di produzione di qualcosa di standard e di fisico, e per avere un buon servizio ci vuole alta consulenza professionale. Mi ricordo ancora all'università come avevano definito il nostro lavoro, ci avevano detto che ogni nostro progetto sarebbe stato un prototipo, non avremmo mai fatto una cosa uguale all'altra, anche se all'apparenza potevano sembrare uguali, e per cui quando si parla di prototipi è difficile pensare che una macchina possa sostituire in toto il professionista.